La Pro Favara si aggiudica il derby con lo Sciacca, rafforza la terza posizione in classifica, accorcia di 2 punti il distacco dalla vice capolista Acragas e allunga anche sul Don Carlo Misilmeri, sconfitto in casa dal Mazzara e sotto di 7 punti. Dopo l'immeritata sconfitta nel derby con l'Acragas, la Pro Favara torna a vincere tra le mura amiche. Lo Sciacca Maidomo è in buona forma, dopo la sconfitta interna con il Resuttana cade anche a Favara, ma si arrende solo alla fine dopo aver disputato una discreta gara. La Pro Favara gioca un primo tempo al di sotto delle proprie possibilità, fatica un po' a trovare la via del gol. Rete che arriva al 10° della fine con Caternicchia appena entrato in campo che sfrutta un'azione di De Luca lanciato dalla piana. Sì, vero, lo Sciacca è stato un avversario tosto, duro, ma questo lo sapevamo già prima della partita. È vero che abbiamo risucchiato 2 punti all'Acragas, però in questo momento guardare la classifica sinceramente non è che mi interessa più di tanto. Forse è meglio guardarla dietro, che abbiamo preso altri 3 punti al Misilmeri e questa forse è la cosa più importante. Per quanto riguarda la partita, sapevamo che era una partita difficile, una partita tosta. Devo dire che la prima parte della gara siamo stati un po' sottotono, ma non perché i ragazzi non sono stati bravi, siamo stati un po' sottotono perché lo Sciacca chiudeva tutti gli spazi, si metteva sempre dietro la linea della palla, 4 dietro, 5 in metà campo, e quindi trovare le imbucate come troviamo sempre non è stato facile. In più ci mettiamo che non abbiamo messo lo stesso ritmo, la stessa intensità che abbiamo messo nelle altre partite, e questo sì che il primo tempo è andato scivolando così. È anche vero che la seconda parte della gara c'è da dire che i ragazzi hanno cambiato atteggiamento, siamo entrati in campo con un piglio diverso, una squadra aggressiva, una squadra vogliosa, una squadra che ha voluto e ha cercato a tutti i costi la vittoria, e credo che alla fine l'abbiamo ottenuta meritatamente. Le sostituzioni hanno fatto insomma un qualcosa in più, è stato il plus valore che ha permesso forse di vincere. Ma io l'ho detto anche sabato mattina in conferenza stampa, io ho un gruppo di ragazzi importanti, meritano tutti di giocare, quindi quando faccio un cambio so che chi entra darà il massimo. In seconda parte della gara, oltre ai cambi, abbiamo cambiato anche modulo, abbiamo cercato di giocare con 2 centravanti di peso, passando da un 4-3 a un 4-2-4, poi siamo passati a 5 dietro perché i ragazzi erano un po' stanchi perché avevano dato tanto, però la cosa importante è aver vinto la partita. E questo devo dare merito ai ragazzi che dopo le difficoltà della prima parte della gara sono entrati in campo con un piglio diverso e hanno voluto questa vittoria a tutti i costi. Però nel secondo tempo penso che non abbiamo, il nostro portiere è stato operoso, per 47 minuti era un totto per dentro l'arbitro, abbiamo avuto una piccola distrazione, non abbiamo chiuso una diagonale, ci può stare. Il Favara è una squadra molto importante, una squadra attrezzata anche, diciamo così, per la vittoria finale del campionato, perché se non avesse perso con l'Aia e avrebbe vinto si ritrovasse già in delle posizioni importanti di classifica. Noi siamo una squadra giovane, visto che mancando qualche giocatore perdiamo anche quella brillantezza che possiamo avere nelle geometrie, soprattutto in mezzo al campo. Non dimenticate che voi siete giocatori di tutto rispetto come Bossa, un giocatore che ho lusso in questa categoria. Io una grande stima a questo ragazzo perché l'ho affrontato anche in categorie superiori. Favara dietro è messo bene, in mezzo al campo, davanti, c'è da recriminare. Noi abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare. I complimenti per la sua squadra sono tutti meritati, avete fatto un'eccellente partita, forse una delle migliori squadre che abbiamo visto qui al Comunale. Io vi ringrazio, però è chiaro che i ringraziamenti lasciano il tempo che trovano, sono i punti quelli che contano nel calcio. Non è la prima volta che succede, noi abbiamo fatto grandi partite, però alla fine ce ne andiamo con la mare. Una partita a velocità alterne con cambi di campo e con occasioni da entrambe le parti. Al quarto Lupo non aggancia il pallone a pochi passi dal portiere ospite. All'8° i saccensi protestano per un fallo di mano al limite dell'area. Al 40° palla gol per Graziano che non sfrutta a dovere.
Nella ripresa, al sesto, cross dalla sinistra della Piana, Graziano appostato a destra da ottima posizione, calcia al volo in alto. La Pro Favara cerca il vantaggio che sfiora al 67esimo con un tiro di La Piana che accarezza il palo alla destra di Zummo. Al 68esimo sono i locali a protestare per un atterramento in area saccense. Finalmente arriva il gol di Caternicchia che fa esplodere il comunale e decreta la vittoria dei ragazzi di mister Catalano che tengono ben saldo il podio e, come detto, rosicchiano 2 punti all'Acragas che resta fermo a 59 con i gialloblu che salgono a 54. Il Misilmeni rimane fermo a 47 punti, differenze molto importanti in prospettiva dei play-off. Oggi è stato un gol abbastanza importante, che dire, fare gol è sempre un'emozione, specialmente quando si vince e si è decisivi è bello. Il tuo ingresso ha dato un po' una svolta alla gara, un Pro Favara che era un po' sotto nel primo tempo, si è risvegliata nel secondo, con te ha trovato una marcia in più. Ma che dire, il mister stavamo facendo, allora oggi è stata una partita tra virgolette tosta perché lo Sciacca è una buona squadra allenata da un buon allenatore, specialmente di categoria, e quindi oggi è stata una partita molto combattuta e poi il mister mi ha chiamato in causa e poi è arrivato il gol. Penso che l'analisi della partita oggi è chiara, abbiamo fatto un primo tempo, non eravamo il solito Pro Favara, però penso che ormai si preoccupano di noi, quindi non vengono più spensierati a giocarsi la partita, ormai vengono qua per provare a portare il punticino a casa, perché ormai fare punti contro la Pro Favara è diventato difficile per tutti, quindi chi riesce a portarsi un punto dal Brucculeri penso che torna a casa soddisfatto. Sì, vabbè, io non penso alla mia di partita, ma cerco appunto di guardare il collettivo. E posso solo fare i complimenti a tutti i miei compagni dal primo all'ultimo per come abbiamo saputo reagire alle difficoltà di questa partita. Qualche problemino lo Sciacca lo ha creato in avanti? Sì, assolutamente, ma noi infatti abbiamo rispettato l'avversario perché lo Sciacca è una grande squadra. Sì, una partita un poco difficile. Eravamo un po' stanchi forse perché abbiamo fatto tante partite, per noi sono tutte finali, quindi abbiamo sofferto un poco. Il primo tempo, il secondo tempo con un poco di grinta in più ce l'abbiamo fatta.